Ben ritornati cari telespettatori e ben ritornato Maurizio Antonini, direttore generale della CIA Veneto e Padova. Grazie di essere qui con noi. Grazie a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. E allora, per accontentare giustamente le rimostranze di alcuni del settore, di altre aree che non sono propriamente del padovano, eccetera, con Maurizio Antonini affrontiamo a vasto spettro un po' la situazione nei territori regionali dell'agricoltura. Ci sono diverse questioni sospese, diverse emergenze anche di una certa portata e quindi è bene dividere un po' i diversi capitoli. Siccome ne stavamo parlando anche poco fa fuori onde, voglio incominciare col primo, però ce ne saranno diversi da approfondire. E il primo tema che riaffrontiamo è quello della fauna selvatica, la legge 157 sulla gestione della fauna. Che cosa è cambiato? Qual è la situazione? Quali sono adesso le emergenze in questo preciso momento dell'anno? Oggi continuiamo a avere i nostri grossissimi problemi, gli agricoltori hanno oggi grossissimi problemi per quanto riguarda la fauna selvatica e quindi in specifico per quanto riguarda gli ungulati, per quanto riguarda i lupi, per quanto riguarda gli orsi, per quanto riguarda le linci, per quanto riguarda i caprioli, i cervi, cioè questi sono grossi problemi che oggi gli agricoltori, soprattutto gli agricoltori che eroici io li chiamo perché quelli di montagna sono veramente agricoltori eroici, hanno difficoltà nel fare la propria attività, hanno difficoltà oggi di fare agricoltura e di avere reddito, perché nel momento in cui non vengono giustamente compensati con il giusto risarcimento, allora a quel punto gli agricoltori ci pensano anche a fare gli agricoltori e quindi anche a fare agricoltura. E poi sappiamo benissimo nel momento in cui non ci sono più gli agricoltori ci può essere anche una modifica del nostro paesaggio, i pascoli diventano boschi, i boschi diventano problemi. Che non è sempre così positivo che i pascoli diventano boschi, perché per uno che non se ne intende dice beh, ben vengano i boschi eccetera, invece no, che cosa comporta I boschi questo? devono essere manutentati e i pascoli devono essere pascolati dal bestiame, ma se nel momento in cui i malgari non possono più pascolare col proprio gregge o con le proprie mandrie perché ci sono continui attacchi o continua riduzione anche dell'elemento fertile dei prati o dei pascoli, perché ci sono i caprioli che mangiano il prato e quant'altro, allora i nostri malgari dicono ma chi ce lo fa fare? Allora a questo punto facciamo l'agricoltura su territori più consoni a noi e quindi mettiamo in stalla i nostri allevamenti, però non facciamo più i malgari e quindi creando una grossissima difficoltà in quel territorio, ma soprattutto una difficoltà anche ambientale, una difficoltà agricola che noi possiamo sicuramente elevare. Ecco, siccome ci hanno scritto anche alcuni del settore agricolo, penso della zona del Veronese, Lessigna per intenderci, per il discorso dei lupi, è bene informare le persone perché effettivamente sembra quasi che il problema non ci sia, invece hanno fatto delle proteste molto forti, i lupi esistono, ci sono, attaccano anche il bestiame e quindi creano dei danni notevoli. Sono previsti dei risarcimenti, sono state attuate dei provvedimenti a carattere regionale o qualcosa oppure no? Anche per questa cosa, perché di cinghiali abbiamo parlato, resta il problema, si è cercato di contenerlo ma purtroppo non in modo sufficiente. E dei lupi meno si parla nelle zone di pianura, diciamo così. Sicuramente meno si parla nelle zone di pianura, ma sicuramente è un grossissimo problema per le zone di montagna. Oggi vi è una delibera regionale in cui prevede un risarcimento nel caso in cui ci sia una perdita del capo e quindi una perdita, la morte della pecora o dell'animale e quindi anche del bovino. Ma non ci sono danni indiretti, cioè non viene riconosciuto all'agricoltore un danno indiretto. E io faccio un esempio sempre in questi casi. Nel momento in cui c'è un attacco su una mandria di 10-15 bovini da latte di un branco di lupi, questi sicuramente attaccano, probabilmente poi anche non uccidono di per sé l'animale, però quell'animale là, quel branco là, soprattutto quella mandria di vacche da latte non produce latte per 10 giorni
E allora, sì, per la paura, per lo scompenso che questo ha creato. E allora tutto questo da chi deve essere pagato? Oggi questi danni, che sono chiamati danni indiretti, non vengono risarciti agli agricoltori, e quindi creando un grossissimo aggravio anche economico da parte dell'azienda, perché lei può ben pensare, un'azienda se non produce latte per 10 giorni, quant'è sì. il loro diciamo, reddito inferiore che è in grado di percepire. Voi tempo addietro avete detto che comunque avreste intrapreso delle azioni anche forti, forse anche con altre associazioni di categoria, per cercare di smuovere qualche cosa a livello nazionale. Beh, noi abbiamo fatto una modifica della legge, abbiamo fatto una proposta di legge sulla modifica della 157, che parte dal fatto che non siamo più in una fase di protezione, ma dobbiamo gestire questi fattori, e quindi la gestione parte dal fatto che dobbiamo avere i lupi, gli orsi, gli ungulati, ma anche altre specie in maniera gestibile all'interno del territorio. Nel momento in cui questi aumentano di numero, non vi è più la possibilità della gestione dell'animale, e quindi in questo caso diventa un animale infestante, un animale che crea e creerà grossi problemi per l'agricoltura. Quindi noi oggi abbiamo la necessità della gestione di questi animali. Cosa vuol dire per non addetti ai lavori la gestione? La gestione vuol dire trovare il giusto numero degli animali selvatici all'interno di un territorio, il giusto numero. Chi lo valuta? Lo deve valutare sicuramente il governo, lo deve valutare l'ISPRA, che è un istituto specifico che fa le dovute analisi, lo valutano anche altri governi europei in altre parti d'Europa. Questo sta già succedendo, e quindi con il giusto rispetto appunto a tutto quanto questo dobbiamo anche capire, dare anche rispetto agli agricoltori che svolgono un'attività, e quindi per questo deve esserci una gestione giusta e corretta rispetto a questo fenomeno. Però è corretto anche che intanto gli agricoltori continuino a sollecitare la cosa, perché stare nel silenzio, sopportare, subire, sembra quasi che il problema non ci sia. Sicuramente è questo, ma guardi, noi continuiamo come organizzazioni agricole e con gli agricoltori continuiamo a sollecitare il mondo politico per darci risposte concrete su questo. Il mondo politico, soprattutto la Regione Veneto, per quello che è in grado di fare, ci dà mano. Evidentemente però qui siamo di fronte a una legge nazionale, e quindi nemmeno la Regione Veneto è in grado oggi di sviluppare questo, e quindi chiediamo sempre di più che ci sia anche una convergenza anche con le regioni, in maniera tale che nella Commissione Stato-Regioni ci sia anche una convergenza con le altre regioni per supportare la nostra proposta di legge, per trovare oggi una soluzione concreta al problema che noi oggi abbiamo nel territorio. Ecco perché quello che c'è in regione, e questo per rispondere anche a una mail che c'era arrivata, che avviene da noi in certi ambiti provinciali, avviene anche in altre regioni. Non è che la normativa si differenzia o che la regione può prendere provvedimenti di un certo tipo da noi anziché da altre parti. È un problema, quindi... Assolutamente cioè, sì. mala informazione. Nel senso è un problema generale con tutte le varie regioni. I miei colleghi della Toscana, del Piemonte, della Lombardia hanno i medesimi problemi, hanno le medesime difficoltà, e per questo noi crediamo oggi ci sia arrivato il momento sicuramente per prendere mano con saggezza, con intelligenza e con visione a 360 gradi di questo grosso problema che oggi gli agricoltori e soprattutto dei territori specifici hanno. Ecco, quindi questo è un capitolo importante, comunque ancora in sospeso non si è trovata una soluzione, per cui continueremo a parlarne, perché insomma pur che se ne parli in qualche quello modo. Che riusciamo a fare sicuramente sì, continueremo a parlare, faremo le nostre dimostranze, faremo le nostre iniziative, faremo le nostre manifestazioni. Importante anche su questo che ci sia anche una condivisione non solo del mondo agricolo, ma anche dei cittadini, ma anche di quelle persone che gli piacciono la natura, gli piace vedere il paesaggio, però a quel paesaggio dobbiamo sempre capire che c'è sempre dietro un agricoltore che lo fa, e quindi dobbiamo dare una mano oggi agli agricoltori per continuare a fare quel paesaggio. Ecco, nell'ambito vostro del settore dell'agricoltura, a causa del disastro Vaia che c'è stato, sono state compromesse anche... È stato compromesso anche l'ambito agricolo, visto che si parlava di malghe, eccetera, quindi gli alberi che sono crollati, oppure tutto sommato no?
Beh, sicuramente oggi il mondo forestale, il mondo agricolo forestale ne ha delle grosse difficoltà di superare a questa catastrofe, insomma, che è successo. Il settore agricolo un po' meno di per sé come agricoltura, però oggi stiamo tutti lavorando per cercare di creare una filiera e soprattutto dare la possibilità agli agricoltori che sono anche forestali, che hanno anche parte di boschi, di vendere il loro prodotto in maniera equa e non sottovalutato, ma sopravvalutato, perché sappiamo che il prodotto delle nostre foreste è un prodotto di eccellenza e quindi per questo deve essere pagato e remunerato in maniera corretta. Oggi AVEPA, insieme con la Regione Veneto, insieme con le organizzazioni agricole, si stanno adoperando su questo. È importante che ci sia una filiera concreta e particolare su questo, ci stiamo lavorando e penso che alcuni risultati oggi ci sono già. Perfetto. Allora affrontiamo un altro capitolo invece, la sostenibilità in agricoltura. Purtroppo c'è ancora l'utilizzo dei fitofarmaci, c'è ancora l'utilizzo di anticrittogamici, insomma di varie sostanze in agricoltura che possono provocare anche dei danni poi alla salute. Facciamo un po' il punto, intanto leggo anche un messaggio. I lupi lasciateli vivere in pace, siamo noi ad aver invaso i loro territori. Detto questo, guardate cosa sta succedendo nei campi agricoli di Este, compost prodotto inquinato sta distruggendo tutto. Che ne dite di quello? Quello non è grave? Che controlli fate o avete fatto? Ma devo rispondere a questo? Se vuole rispondere. Sicuramente, anzi le ringrazio il telespettatore per la sollecitazione. Noi siamo sempre... come si può dire, siamo sempre aperti nel momento in cui c'è delle sollecitazioni di questo tipo. Cos'è questa cosa del compost? E va chiarito la posizione degli agricoltori su tutto ciò. Io ricordo che già da 15 anni gli agricoltori devono smaltire i propri prodotti agricoli, solidi o liquidi, liquame o letame, con particolari prescrizioni, con dei piani specifici, piani di utilizzo agronomici, con piani di concimazione, con indicazioni all'interno di questi piani dove va smaltito il letame e il liquame, quindi i prodotti agricoli, quando va smaltito e in che maniera viene smaltito. A tutto quanto questo gli agricoltori devono comunque presentare all'ufficio provinciale il piano di concimazione, quindi devono mettere in maniera specifica i giorni, il luogo, i terreni in cui vengono smaltiti sia la parte solida liquida di liquami e letami e di gestato agricolo e anche i piani di concimazione per quanto riguarda i concimi chimici. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, cioè mi sembra di capire che il nostro telespettatore si riferisca allo scoop giornalistico che oggi è venuto fuori relativamente al SESA e quindi al compostaggio dell'umido in compost, dell'umido rifiuto umido per quanto riguarda l'umido urbano, l'umido urbano che viene trasformato in compost e questo viene e quindi fango, compost, e quindi questo viene messo nei campi, viene spostato nei campi. Beh, questa è una normativa diversa rispetto al mondo agricolo. Quindi siamo di fronte che il mondo agricolo è super controllato, penso e sono sicuro che anche il mondo di SESA e quindi quelli che producono compost e fanghi sono sicuramente molto controllati, è l'ARPAV che controlla tutto ciò e noi dobbiamo anche essere, come si può dire, fiduciosi che le nostre istituzioni, l'ARPAV in primis, faccia i controlli adeguati. Ma cosa è successo? Qual è stata la questione? Mi sembra di aver capito, appunto sempre tramite la stampa, che c'è stata una concimazione da parte di compost non del tutto corretto il meccanismo, però stiamo leggendo sui giornali, stiamo leggendo, voglio dire, un'inchiesta giornalistica. Io non sono in grado oggi di dire questo. Io oggi sono in grado... Ma la fonte di proteste da parte dei cittadini, a fonte di situazioni... io penso che noi oggi abbiamo la necessità di fare molta chiarezza su questo. Sì. E quindi oggi... Ma perché se va a invadere territori agricoli... Sì, dobbiamo capire anche oggi a livello agricolo quanto terreno è consumato per la concimazione del compost, diciamo, urbano. Del compost urbano oggi più o meno sono circa 150 ettari nella provincia di Padova che viene utilizzato per lo smaltimento del compost urbano. Il smaltimento di compost urbano io penso che
dovremmo, e qui la Regione Veneto dovrà sicuramente intervenire, con la prossima VAS, quindi valutazione ambientale strategica, dovrà inserirlo all'interno di un organismo di controllo, supercontrollo. E quindi io penso che su questo si dovrà andare questo. Ma nel caso di Sesa specifico, in cui il 51% è proprietà del Comune, non possiamo pensare, secondo me, che ci siano situazioni di non controllo. Noi oggi penso che i prodotti di compostaggio siano controllati, l'ARPAV interviene con innumerevoli controlli, noi nella parte agricola più o meno l'ARPAV fa circa 35 controlli all'anno per testimoniare e certificare la qualità del prodotto che viene sversato, che viene versato appunto nel piano di concimazione nei nostri campi. Penso che la stessa cosa lo dovrà fare, lo farà e lo fa sicuramente per quanto riguarda il compost di tipo urbano, e quindi anche su questo si dovrà intervenire in maniera più specifica, in maniera molto più capillare. Le consiglio di andare a vedere la situazione, non è molto distante, capirebbe che i controlli molto rigidi dell'ARPAV evidentemente non sono così severi. Beh, insomma, se qualcuno ha sicuramente delle dimostranze da fare, è giusto che siano fatte. Noi come organizzazione abbiamo chiesto un incontro urgente con il sindaco di Este, che tra l'altro è maggioritario all'interno del Sesa, e sicuramente da informazioni che abbiamo ricevuto mi sembra che in questa settimana il sindaco dovrà incontrare anche le altre organizzazioni per fare il punto della situazione. Parto sempre dal fatto e ribadisco la questione che è molto delicata. Noi non possiamo pensare che enti pubblici come l'ARPAV non facciano controlli o li facciano in maniera... No, ma è vero, questo dovrebbe essere il presupposto, che ormai succede di tutto, se vediamo quello che succede in magistratura. Altrimenti non ci fidiamo più nemmeno di noi, e quindi a quel punto è difficile poi trovare... È vero, quello che dice lei è correttissimo, in linea di massima, però purtroppo il nostro Paese, come anche qualche altro, vive di situazioni che dopo sono al limite del parossistico, si scoprono cose che non si dovrebbero mai scoprire, per cui a fronte di segnalazioni, se esiste un problema, è bene che tutti gli enti coinvolti si mobilitino per verificare che il controllato, il controllore, che tutti questi vari passaggi siano fatti in modo congruo, perché se poi i danni finali vanno all'agricoltore, perché se il proprio campo magari viene concimato con dei prodotti che provocano danni, il primo a subirne le conseguenze, ma soprattutto poi il consumatore con danni alla salute. Sì, ma e qui ribadisco un altro elemento a nostro avviso molto importante. Dai nostri antenati ci hanno sempre insegnato che si doveva concimare con sostanze agricole, e quindi con letame e con liquame. Ecco, io penso che sia uno degli elementi importanti, noi dobbiamo svilupparlo su questo. Oggi il mondo agricolo ha necessità di smaltire i propri prodotti di letame e liquame, mantenendo le giuste quantità, perché poi sulle quantità ci sono delle normative particolari in cui per frearsi anche del problema dei nitrati, gli agricoltori devono smaltire solo una parte di questi prodotti tanto ad ettaro, tanti quintali ad ettaro, per non superare quei limiti di azoto che diventerebbero poi nitrati, quindi inquinanti per tutta quanta la falda. E quindi gli agricoltori oggi devono stare a norme severissime su questo, in cui c'è un controllo severissimo da parte di tutti, da parte della provincia, da parte dell'ARPAV, da parte della regione, da parte di Avepa, da parte di tutti. Ecco, io penso che su questo noi dobbiamo continuare, nel senso che oltre a questo gli agricoltori devono avere la possibilità di smaltire i propri prodotti, quindi gli agricoltori devono per prima smaltire i prodotti di origine agricola, e quindi in questo caso letame e liquame, e poi successivamente anche prodotti, diciamo, di fanghi o di compost di tipo diciamo diverso rispetto, insomma. Esatto. E quindi noi su questo dobbiamo batterci, noi dobbiamo battere il fatto che oggi gli agricoltori hanno una necessità importante di smaltire i propri prodotti. Ma non sono anche cose positive queste? Cioè sicuramente è positivo nel momento in cui c'è il controllo anche sulla quantità del prodotto che viene concimato, perché poi è tutto là il punto, perché se poi io concimo un ettaro e carico su quell'ettaro là
molti liquami e molto letame, che chiaramente non diventa più un elemento fertilizzante, ma diventa un elemento inquinante. E quindi su questo... Ma produce il terreno? Per quanto riguarda il letame e il liquame sicuramente sì, per Però, quanto riguarda le analisi, relative ai controlli che sono stati fatti sul compost organico, sicuramente hanno una produzione importante di sostanza organica, ma anche di sostanza secca, ma anche di altro materiale, quindi su questo abbiamo la necessità e capacità di capire correttamente cosa viene smaltito. Benissimo, abbiamo la pubblicità che ormai incombe, andiamo pochi secondi in pubblicità, poi se voi volete scrivere, chiamare eccetera, vediamo di rispondere anche alle vostre questioni. Grazie.